Quando fuori in d'ogni di Gerusalemme e arrivare in vista di Betfaglie, sulle Monti Olive, Gesù al mandato doi discepoli e urdisè: «Lai tal borca che lei in faccia di voatris, e io chiaterei subet une musse peade, col soppo gerot, dispeaile e menaime chi. Se un us dis alc diseet, i coventi al Signor, ma us tornerà a mandare in daur dal momento. Chest alle succedut, perché si colmas c'è che aveva annunziato il profeta, la Caldis, diseit alla figlia di Sion, ve che il torre al ven lì di te, sclet, montato sunt une musse e sunt un puglierot fi di una bestia di chiame. I discepoli all'erin e a faserin come che urveve ordinato Gesù, a menare in d'ogni la musse col puglierot, a slargiare in parsore viestis e lui si sentà. La folle, un disordine di gente, e slargia li sos vesti sulla strada. Atris attagliavin ramas dagli arboi, e io slargiavin di lung fur de strade. La fore, che leve denante e che veniva da ur e berlave, Osanna al figlio di David, benedet che il calven tal non dal Signore, Osanna tal più alt dai ciel. Quando Gesù all'entrare in Gerusalemme, tutta la città si mette sotto sole e si domandavano un con l'altro, qui è quel che? Li follis a rispondevano, all'è il profeta Gesù di Nazaret in Galilea. Entrato al tempio, si mette a parafur chi che vendevano e a compravano, buttando paraia ribanks di chi che scambiavano i bes, e gli schiadreis di chi che vendevano colombis, e urdisè, alle scret, la mia chiesa e sarà chiamata chiesa di preghiere. Voatris investet le ves fatte diventare un landre di lares. A capitare di lui tal templi, voars e strupias, e lui io vuore doc. Quanche i sorrestans dai predis e i scrittures avioderin i miracoli che aveva fatto, e la canae che berlave tal templi, Osanna al figlio di David, sin belegnarin a muart. E i diserin a Gesù, non senti tu c'è che disin che lei? E Gesù a loro, sicuro, non veso mai let, de bocche dai fruttins e di che catetin tutti ses procurato nell'aut, e dopo di veu la sas, alle fur de citat a Betanie, e lì al passalegnotto. Tornando a buon'ora in citat, i vigni fan, vi ho due per strade une plante di fiar, si svicinà, ma chiatà dove fueis. Allora, voltat vers di je, i disè, non succederà per in eterno che tu puoi disve une pome, e dal detto al fat il fiar si secchia. Viodent une tal, i discepoli si maravearin e i domandarin, c'è mai che il fiar si è secchiato dal detto al fat? Gesù rispondè, us al dis in verità, sovares fede senza clopà, dome arrivares a facce che gli ha capitato al fiar, ma se disares ad queste monti, ieve so, e buttiti al mar, al succederà. E tut ciò che io domandares con fede, in te preghiere, l'uvares. Gli entrato al tempio, vi il callere da ora a insegnare, si svicinari i sorrestans dai predis e gli anzians dal popolo e i domandari, in virtù di c'è autorità fatto questi robis, cui ti hai aldat che spodè? E Gesù a loro, o ai voi di faus anche io una domanda, se mi rispondes, anche io us disarai in virtù di c'è autorità che io fasi questi robis. Il battesimo di Zuan, di dove la venivial? Dal cielo o da Ioms? Loro pensavano dentro di sé, so rispondendo dal cielo, non si diserà, perché allora non avevo creduto. Se rispondendo da Ioms, a lei devi porre dentro, perché tutti a ritenere Zuan un profeta. Allora risponderono a Gesù, non lo sapevano. E lui a loro, neanche io non us dissi in virtù di c'è autorità, co fasi dusti questi robis. C'è usparial, un uomo aveva due figli. L'anta fevelà col pren e disè, fe,
Vue va a vore tal vignal. Che gli rispondè, o voi paron, ma non le gran. A lei affevelà col secondo e dise la stessa robe. Che gli rispondè, no voi, ma dopo pintut a lei. Qual dal doi hai al fatte la volontà dal pari? I rispondi, l'ultim, e Gesù a loro, us al dis in veritat. I publicans e gli sdrondinis us passaran denant dal ream dal ciel. Difat alle vegnut Zuan sulla strada da giustizia e voatres noi ves cordut. Investit i publicans e gli sdrondinis ian crodut. Voatres, se ben che oves viudut, non si ses pleas neanche dopo a crodi in lui. Scoltait un'altra parabole. Aliero una volta un paron di chiase che al plantà un vignal, lu cerclà con tune cise, al sgiavà un turtli e al fase su un etorate, poi ural consegnà ai fituai e al partè. Arrivato il tempo de vendeme, al mandà i suoi sorvidors dai fituai perché passò la sopar di raccolta. Ma i fituai aggaffaren i servidors e un po' iu bastonaren, altri iu coparen e altri iu schiaponaren. Il paron al mandà chiamò altri servidors, plui di pren, ma loro iu trattare in due te stesse maniere. Tal'ultim al mandà Sofè, pensant che avressin avuto riguardo a manco di Sofè. Ma i fituai viodingolo arrivà a diserin fra di loro, a lei le rete, dai, copinglo, così ovaren la sua eredità. Sicché lo chiapparen e dopo di velo menat fur dal vignal, lo coparen. Quando al tornerà il paron dal vignal, ce sfasarai ai fituai. I rispondi, tresti, io fasarà morè senza remissione e urdarà al vignal a altri fituai, che gli daran l'util te stagion giuste. Urdis Gesù, non veso mai lette scritturis, le pierre buttate di bande dai moradors e gli diventate il chiantonal. All'è il Signor che l'ha fatto duchest, e a ie une robone painestris voi? Perché l'us dis, il ream di Dio us sarà tiolt a voatris e i sarà dat a di un popol che lo fasarà butà. In plui, se un si inzopederà sore di queste piere, al murarà, se collarà in tora qualche don, lo sfracaierà. I sorrestans dei predis e i fariseos, sentendli sos paraboles, a capirin che fevelave di loro, perché accirivin di chiappalo, ma avevi impore dent che lo ritenive un profeta.